Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine restituiranno nel pomeriggio di oggi il dipinto a olio su tela Nudino femminile dell'artista Guido Cadorin, risalente al 1921 alla Civica Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Latina. Trafugato da ignoti dall'allora Pinacoteca Civica d'Arte Moderna nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è stato riconsegnato dal comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine, maggiore Lorenzo Pella, al direttore amministrativo dei Musei Civici di Latina, Elena Lusena, alla presenza del primo cittadino, Damiano Coletta, dell'assessore alla cultura, Silvio Di Francia, del presidente della Commissione Cultura, Fabio D'Achille, del dirigente del Servizio Cultura, Sport e Turismo, Marco Turiziani, nonché della soprintendente ABAP per le province di Frosinone e Latina, Paola Refice. La tavola era stata posta in vendita all'incanto per conto terzi presso un esercizio commerciale di Udine e intercettata dai militari del reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri nel corso del quotidiano monitoraggio web. La restituzione di oggi reinserisce nel contesto d'appartenenza un'opera di pregio rientrata da uno dei periodi più bui della nostra storia, restituendole così la possibilità di tornare a essere ammirata dalla cittadinanza e dagli amanti dell'arte.